Far conoscere la vera realtà che riguarda il fenomeno dell'immigrazione. È questo uno dei temi che verrà affrontato nel convegno Anime Migranti, che si svolgerà giovedì 28 febbraio presso il Deliri Caffè e Bistrò di Sora. L'evento è stato presentato in una conferenza stampa svoltasi presso il locale Bibliothè. A presenziare il prof. Gabriele De Ritis e la presidente della nascente associazione Storie da Mare, Maria Laura Bartolomucci. E volevo ricordare appunto la data dell'evento, che è 28 febbraio prossimo, quindi giovedì alle ore 17:30 presso il caffè Deliri Bistrò in via Longoliri Cavour a Sora, quindi vi aspettiamo. Come spiegato dal prof. De Ritis, il convegno di giovedì sarà una ulteriore occasione per presentare l'associazione Storie da Mare alla città, dopo l'incontro del 29 luglio scorso in piazza Maier Ross e dopo il presidio in piazza Santa Restituta Io sto con Riace. Evidentemente è tempo di parlare d'Africa, di ragazzi africani che sono presenti significativamente nella nostra città. Noi li abbiamo incontrati, li conosciamo, li frequentiamo, li accogliamo. Crediamo insomma ecco, che si debba parlare del mare che hanno attraversato. Noi li chiamiamo i ragazzi venuti dal mare. Si capisce da che cosa nasca diciamo, l'interesse per l'Africa, per ragioni ovviamente geopolitiche, perché i flussi che ci riguardano vengono prevalentemente dall'Africa, e poi perché crediamo che con le nostre iniziative come convegno di dopodomani si debba contribuire a far conoscere per noi il primo valore, noi del collettivo Storie da Mare. La conoscenza è il primo valore, quindi il primo bene da custodire e da alimentare, quindi far conoscere la vera realtà del fenomeno dell'immigrazione dall'Africa, che naturalmente discuteremo dopodomani con 4 voci importanti, intanto una studiosa dell'Africa e del Mediterraneo, poi con il presidente di un istituto di ricerca che parlerà di numeri, risponderà a 10 domande importanti, proprio perché noi dobbiamo fare in modo che la convivenza civile non sia più avvelenata. Verranno quindi discusse le tante problematiche che riguardano gli aspetti dell'immigrazione in quello che si prospetta essere un convegno contro l'indifferenza di una questione aperta e così tanto vicina a noi. La pace e la convivenza civile dipendono molto dalla consapevolezza dei cittadini. Se prevale solo la propaganda sulla conoscenza, si capisce che le paure non riusciremo mai a sconfiggerle o almeno a diradarle, perché è comprensibile che sia così. Io ricordo che Umberto Eco più di 40 anni fa diceva: il razzismo è un evento prossemico, cioè come dire, noi abbiamo paura perché c'è qualcuno che è vicino. Però si capisce che abbiamo paura non solo dei ragazzi neri, c'è chi ne ha paura perché sono presenti. Io ricordo che al tempo di quella frase importante di Eco pensavo: ma io posso dire veramente di non essere razzista? Non c'è nessun nero in città, oggi ci sono, e noi possiamo dire che non abbiamo paura.